10.000 lavoratori a rischio, si chiede un tavolo permanente. Nuova procedura della Commissione europea, servono scatti di anzianità. Settore moda in crisi, continuano i licenziamenti. 494.000 lavoratori sono dependent contractor. Produzioni in calo, ammortizzatori sociali in scadenza, incertezze sul futuro industriale. La FIOM CGIL denuncia l'assenza di un piano credibile, mentre migliaia di lavoratori scendono in presidio per chiedere risposte. Perché era stato detto dal Ministro che avremmo prodotto in Italia più di 1 milione di vetture e ad oggi siamo sotto le 300.000 vetture. Il Ministro aveva detto che cambiando la politica europea ci sarebbero stata più occupazione nel nostro paese, invece è aumentata, come state vedendo, dai lavoratori che sono qui, la cassa integrazione e il rischio di aziende che chiudono. Dal 1° ottobre ci hanno detto che ci avrebbero messo in vendita. Tutt'oggi non c'è ancora nessun acquirente. Abbiamo aperto un contratto di solidarietà che ci tutela per soli 12 mesi. Abbiamo chiesto che ci potessero accompagnare sino a trovare un acquirente, ma non ci dà nessuna garanzia. L'unica garanzia è il contratto di solidarietà. Dopo i 12 mesi non sappiamo ancora nulla. Nonostante siamo multicommittenti per tante auto del gruppo Stellantis, non riusciamo a superare nessuno i 3-4 giorni di lavoro a settimana. Dalle cessioni a fondi finanziari alle produzioni ai minimi storici, il filo rosso è l'incertezza. Senza investimenti, senza garanzie occupazionali e con strumenti di sostegno a termine, la transizione rischia di scaricarsi su lavoratrici e lavoratori. Le cose che noi chiediamo ormai da tempo sono 3. Ripristinare un fondo automotive degno di questo nome. Chiediamo l'istituzione di un vero e proprio tavolo della componentistica per definire in qualche maniera una strategia comune. E in più stiamo chiedendo per tutto il settore dell'automotive un vero e proprio nuovo ammortizzatore sociale che accompagni le transizioni. Skill-based hiring. Selezionare i candidati in base alle competenze reali, non solo ai titoli di studio o agli anni di esperienza. È un cambio di prospettiva che sta attraversando il mercato del lavoro, spingendo le aziende a chiedersi non tanto che cosa una persona abbia fatto in passato, ma che cosa sappia fare oggi. Questo approccio nasce dalla difficoltà di reperire profili qualificati e dalla consapevolezza che i percorsi professionali non sono più lineari. Valutare prove pratiche, capacità tecniche trasversali consente di ampliare la platea dei candidati ed intercettare talenti formati anche fuori dai canali tradizionali. Nel 2025 la produzione industriale italiana registra una flessione dello 0,2% rispetto all'anno precedente, al netto degli effetti di calendario. A certificarlo è l'Istat, che fotografa un sistema produttivo ancora fragile, attraversato da andamenti disomogenei tra i diversi comparti. Nel mese di dicembre segna un calo congiunturale dello 0,4% rispetto a novembre, mentre su base annua si rileva un aumento del 3,2%. Un rimbalzo che non basta però a invertire la tendenza complessiva dell'anno. Tra i principali raggruppamenti di industrie, solo l'energia chiude il 2025 in territorio positivo, con un più 1%. Siamo di fronte a 3 anni consecutivi di contrazione o stagnazione, una traiettoria di indebolimento che si consolida nel tempo. Le flessioni più ampie riguardano tessile, abbigliamento, pelli e accessori, la fabbricazione di mezzi di trasporto, la chimica e il comparto legno-carta stampa. Nel complesso, nel 2025, sono state autorizzate circa 560 milioni di ore di cassa integrazione, con un incremento del 10% rispetto al 2024. Presso il MIMIT risultano aperti tavoli di crisi che coinvolgono 103 aziende e oltre 131.000 lavoratori, cui vanno aggiunte le vertenze gestite a livello regionale che ampliano ulteriormente il perimetro della sofferenza occupazionale. Serve un cambio di passo radicale, è tempo di superare la retorica e affrontare
affrontare le cause profonde del declino industriale. La sostenibilità del sistema produttivo italiano e il futuro di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori si costruiscono con scelte industriali chiare, investimenti pubblici mirati e una strategia di lungo periodo. Pagina nuova per il settore carta e cartotecnica. Dopo mesi di confronto, SLC CGIL ha ottenuto la firma del rinnovo del contratto nazionale che riguarda circa 80.000 lavoratori e lavoratrici per il triennio 2025-2028. Introdotti aumenti salariali significativi e tutele maggiori per chi opera a ciclo continuo. Più ore di riposo compensativo, rafforzati gli aspetti legati a salute e sicurezza e l'aggiornamento dei profili professionali. Ora la parola passa alle assemblee. Saranno lavoratori e lavoratrici a valutare l'accordo, chiamati a decidere se questa nuova pagina merita di diventare definitiva. La scuola italiana torna sotto osservazione europea. Dopo il richiamo sul numero eccessivo di contratti a termine, la Commissione ha aperto una nuova procedura contro l'Italia per il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ai precari, sia docenti che membri del personale ATA. Una disparità che riguarda centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori senza i quali le aule non resterebbero aperte. Anche quest'anno le supplenze superano le 200.000 unità, con oltre 120.000 incarichi sul sostegno. Le assunzioni legate ai concorsi PNRR lasciano ancora scoperte 23.000 cattedre disponibili e nel personale ATA quasi il 30% è a tempo determinato. Eppure, a differenza dei colleghi di ruolo, chi lavora per anni con contratti rinnovati non matura progressioni stipendiali legate all'anzianità. La questione chiama in causa la direttiva europea 1999/70 che vieta discriminazioni tra tempo determinato e indeterminato e impone di prevenire l'abuso dei contratti a termine. Il decreto salva infrazioni ha alzato l'indennizzo in caso di abuso, ma non ha affrontato il nodo della parità salariale durante il servizio. Per Bruxelles non basta un risarcimento successivo, occorre garantire trattamento equivalente e ridurre il precariato strutturale. La lettera di messa in mora inviata all'Italia segna un passaggio formale che potrebbe sfociare in ulteriori sanzioni. Per la FLC CGIL è necessario riconoscere gli scatti anche ai precari e valorizzare integralmente il servizio svolto prima dell'immissione in ruolo. Senza parità di diritti, il sistema continua a reggersi su una disparità che l'Europa considera ormai intollerabile. Autunno 1907. Un operaio ha terminato il proprio turno. Il cielo è ancora chiaro, le strade piene, ma non vuole tornare subito a casa. Da quanto non riusciva a finire così presto? Si ferma davanti a una vetrina. I metallurgici d'Italia nel loro sindacato di Ernesto Verzi è un libro sottile, dalla copertina sobria. Dentro ci sono le prime fasi della FIOM, le lotte che ne hanno segnato le conquiste. Le lotte a cui ha partecipato anche lui. Nell'ottobre del 1906, pochi giorni dopo la nascita della CGIL, venne firmato l'accordo tra la società automobilistica Itala e la FIOM. Riconosciuto come il primo esempio di contratto collettivo di lavoro, l'accordo divenne un vero e proprio modello per le relazioni industriali. L'Itala, casa automobilistica torinese attiva dal 1903 al 1934 e per lungo tempo seconda in Italia per importanza, contribuì a dare grande rilievo a quell'accordo che ebbe sviluppi significativi. L'intesa sanciva il riconoscimento dei minimi salariali, della giornata lavorativa di 10 ore su 6 giorni settimanali e introduceva la clausola del closed shop. L'assunzione avveniva tramite il sindacato, che fungeva da ufficio di collocamento. In questo testo compare anche probabilmente per la prima volta il termine commissione interna. Come previsto dall'accordo, tutte le controversie, dai conflitti sull'interpretazione del contratto alle divergenze sugli aumenti salariali individuali, dovevano essere risolte congiuntamente dalla commissione interna e dalla direzione aziendale.
L'accordo con Itala rappresenta il primo grande successo della FIOM, fondata nel giugno 1901 a Livorno. Nei fatti, il più antico sindacato industriale italiano, ancora oggi categoria della CGIL, figurando tra i fondatori della Confederazione nel 1906. Sciolta durante gli anni del fascismo, la FIOM è rinata nel dopoguerra nell'ambito della nuova CGIL unitaria, allargando la propria rappresentanza agli impiegati. Da sempre tra le categorie di spicco del sindacato di Corso d'Italia, la FIOM è stata uno dei motori pulsanti delle lotte operaie, sapendo esprimere in alcuni momenti chiave della storia d'Italia sia delle punte elevate di conflittualità che una capacità di dialogo e intreccio con pezzi di società e movimenti non riducibili alla sola fabbrica. Dalle sue fila, inoltre, sono arrivati ben 5 segretari generali della CGIL: Bruno Buozzi, Agostino Novella, Luciano Lama, Bruno Trentin e l'attuale segretario generale Maurizio Landini. Milano Cortina 2026 viene presentata come l'edizione invernale più sostenibile di sempre, ma dietro la promessa di giochi a basso impatto emergono numeri e scelte che raccontano una realtà più complessa sul piano ambientale, sociale ed economico. Uno studio di Scientists for Global Responsibility e New Weather Institute stima in circa 930.000 tonnellate di CO2 equivalente le emissioni dirette legate all'evento, tra viaggi degli spettatori, organizzazione e infrastrutture. A queste si aggiungerebbero oltre 1,3 milioni di tonnellate di emissioni indirette connesse agli accordi di sponsorizzazione con aziende ad alta intensità di carbonio, un'impronta che secondo l'analisi si traduce in una perdita di 5,5 km² di manto nevoso e 34 milioni di tonnellate di ghiaccio glaciale in un contesto alpino già fragile. Il caso simbolo è la nuova pista da bob di Cortina, oltre 120 milioni di euro di costo e centinaia di larici abbattuti per un'opera la cui utilità dopo i giochi resta incerta. L'intervento è stato inquadrato come riqualificazione, evitando una valutazione di impatto ambientale completa. Intanto si moltiplicano cantieri stradali e impianti in quota, anche il capitolato economico solleva interrogativi. A fronte di una candidatura che prometteva 1,36 miliardi e nessun onere pubblico, la spesa complessiva stimata supera i 5 miliardi. Il 57% delle opere saranno concluse dopo l'avvio delle competizioni, con extra costi a carico della collettività. La sostenibilità proclamata si misura così con scelte che rischiano di lasciare un'eredità pesante per territori e cittadini. La popolazione italiana continua a invecchiare e con l'invecchiamento aumentano anche le fragilità. Servono servizi territoriali più forti, modelli di cura nuovi, sostegni concreti alle famiglie. Non è solo una questione sanitaria, ma di diritti e dignità. Dopo l'approvazione della legge nazionale nel 2022, il sindacato Pensionati Italiani continua a chiedere che quelle norme siano finanziate e rese operative. Intanto, lo SPI CGIL ha avviato una campagna di informazione e ascolto per far emergere bisogni, disuguaglianze e storie spesso invisibili, raccogliendo dati e testimonianze in tutta Italia. L'obiettivo è rompere il silenzio, rafforzare la rete dei servizi e affermare una cultura che vede la cura come responsabilità collettiva che riguarda lo Stato e l'intera comunità. Per me il mio lavoro è sempre stato la mia vita, è sempre stato il mio sogno. Sin da piccola sognavo di lavorare in questa realtà e quando ci sono riuscita, ormai sono 15 anni, ho sempre pensato di poter scrivere una lettera alla me passata e dire: Sara, ce l'hai fatta, hai realizzato il tuo sogno. Il gruppo AF, che detiene marchi come Alberta Ferretti e Moschino, ha annunciato 221 esuberi a cui ha dato seguito con 120 lettere di licenziamento. Io ho 3 colleghe che erano nel mio ufficio che hanno ricevuto la lettera, una dopo l'altra. Ed è stato terribile e domani potrei essere io. È stato abbastanza traumatico, soprattutto per le persone che sono andate via, ma anche perché noi che siamo restati è stato molto demoralizzante.
Dopo il mancato accordo al Ministero del Lavoro, ci siamo adoperati come Fictem in questo caso affinché i ministeri riaprissero il tavolo. Purtroppo, nonostante abbiamo fatto questo allineamento istituzionale trovando le opportune soluzioni, l'azienda ha deciso di non seguire quella strada lì. Le sfilate e il valore del Made in Italy non dipendono solo dalle etichette dei grandi marchi, ma dal lavoro e dalle competenze che li rendono possibili. Per questo la Fictem CGIL contesta una scelta che rischia di ignorare le ricadute sociali e occupazionali e di disperdere un patrimonio di professionalità costruito nel tempo. Lasciare questi dipendenti a casa significa perdere praticamente non solo un'attività, ma perdere praticamente un'immagine e chi a quell'immagine ha contribuito a costruirla. Dal 1 gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo ISEE, che non sostituisce quello ordinario, ma si affianca ad esso per alcune prestazioni specifiche. Si applica infatti all'assegno di inclusione, al supporto per la formazione e il lavoro, all'assegno unico, al bonus asilo nido e assistenza domiciliare e al bonus nuovi nati. Tra le novità principali c'è l'aumento della franchigia sulla prima casa, che sale a 91.500 euro, fino a 120.000 nei capoluoghi metropolitani, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Sono inoltre previste maggiorazioni progressive della scala di equivalenza dal secondo figlio in poi. Per l'assegno unico, le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono ancora calcolate sull'ISEE 2025, mentre le novità si applicheranno successivamente. Per orientarsi tra le nuove regole è consigliabile rivolgersi a CAF e patronati per verificare la propria situazione e compilare correttamente la DSU. €40 per un livello A2, 80 per il B1. La certificazione di italiano per stranieri per un migrante che lavora come stagionale nei campi è una spesa consistente. Per questo entra in campo la Fondazione Metes della FLAI. Dal 2017 centro d'esame per la certificazione dell'italiano come lingua straniera Certit in convenzione con l'Università di Roma 3. La FLAI CGIL di Pordenone 3 anni fa ha deciso di intraprendere un percorso di alfabetizzazione dei lavoratori. Abbiamo intuito che la conoscenza della lingua italiana avrebbe facilitato la loro comprensione anche lavorativa dei loro diritti e dei loro anche doveri. Visto che le istituzioni non fanno il loro compito, abbiamo deciso di aprire una scuola di italiano all'interno della CGIL con gli orari che servivano ai ragazzi, quindi in orario serale, proprio per dar modo a loro, che durante il giorno lavorano, di venire a frequentare. La prova che i ragazzi sosterranno questa sera è una simulazione per accertare il livello di lingua. La simulazione cercherà di indagare le competenze principali, che sono l'ascolto, la lettura, la comprensione, la scrittura e anche l'oralità. Adesso stiamo cercando di aprire delle altre piccole scuole in altre piccole frazioni della provincia dove ci sono 10-12 ragazzi. Oggi noi siamo qua a provare a fare una simulazione di quello che è il test dell'esame A1, A2, questi due livelli, proprio per tarare anche loro i progressi che hanno fatto in questo periodo che sono a scuola. Dopo le Olimpiadi 2026, il villaggio di Porta Romana dovrebbe diventare il più grande studentato convenzionato d'Italia, con 1.700 posti letto annunciati a prezzi calmierati, al 25% in meno rispetto al mercato e in grado di coprire il 6% del fabbisogno cittadino fino al 2027. Restano però perplessità sull'uso dei fondi e di conseguenza sul reale impatto dello studentato. In realtà il nuovo intervento inciderebbe solo sull'1,7% della domanda, considerando che il 4,3% è già coperto dalle residenze esistenti. Inoltre, il prezzo agevolato si aggira intorno ai €600 per un posto letto, sale a 739 in doppia e a oltre €1.000 per una stanza singola.
In Italia sono 494.000 i collaboratori formalmente autonomi, ma nei fatti legati a un solo committente e privi di reale controllo su compensi, orari e strumenti. Il rapporto INAP sui diversi gradi di libertà del lavoro autonomo li definisce dependent contractor, rappresentano il 18,5% dei 2,6 milioni di autonomi senza dipendenti e il 2,1% degli occupati complessivi. Operano nei call center, nelle pulizie, nelle consegne, tra i tassisti e nei servizi di marketing. Una quota non trascurabile lavora anche per la pubblica amministrazione. Sono in gran parte giovani under 30 concentrati nel terziario con redditi bassi. Il 44% non supera i 15.000 euro lordi annui. Meno di 6 su 10 si sentono sicuri del proprio impiego, ma per molti l'autonomia non è una scelta. Oltre il 60% ha aperto partita IVA perché richiesto dal committente o per mancanza di alternative. L'indipendenza resta sulla carta, mentre nella pratica si riproducono vincoli tipici del lavoro subordinato senza le relative tutele, con una crescita di forme ibride che sfuggono alle categorie tradizionali. INAP indica la necessità di estendere protezioni sociali e coperture contro i rischi professionali anche a chi si trova in questa zona grigia, superando la rigida distinzione tra dipendente e indipendente. Per la CGIL il nodo è l'equo compenso e l'universalità dei diritti. Nessuna prestazione dovrebbe essere pagata sotto una soglia dignitosa e malattia, maternità, disoccupazione e infortuni dovrebbero valere per tutti. Senza un cambio di rotta, il lavoro autonomo rischia di diventare sempre più sinonimo di precarietà. Il Ministero dell'Ambiente ha presentato SIM, una nuova infrastruttura nazionale pensata per rafforzare la sicurezza ambientale e climatica. Finanziato con 500 milioni di euro del PNRR, il sistema integra intelligenza artificiale, supercalcolo e oltre 3.000 fonti di dati provenienti da amministrazioni centrali, regioni e forze dell'ordine. L'obiettivo è migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico, la gestione delle emergenze, il monitoraggio degli incendi boschivi e dell'inquinamento marino, oltre a supportare l'agricoltura di precisione e il contrasto agli illeciti ambientali. Ministeri, enti territoriali, protezione civile e forze di sicurezza avranno così a disposizione uno strumento avanzato per affrontare in modo più efficace le sfide poste dal cambiamento climatico. Negli ultimi anni diverse forze politiche hanno tentato di modificare punti cardinali della Costituzione italiana. Finora gli elettori hanno respinto questi attacchi e il referendum del 22 e 23 marzo sarà l'ennesimo banco di prova. La Costituzione non va cambiata, va applicata perché non è mai stata pienamente attuata nei principi, nei diritti delle persone, a partire dalla socialità e dalla costruzione collettiva e dal ruolo che le persone possono fare per migliorare la società nella quale siamo. Ecco, in quei luoghi noi diamo sostanza, diciamo così, a una pratica sindacale che è una pratica, come veniva detto stamattina, oggi non può che passare dall'unione e dalla costruzione collettiva delle battaglie. Quindi direi che più di qualche anno fa uno dei temi per lo SPIA è contribuire a dare un messaggio non di speranza alle giovani generazioni, ma dire che insieme a loro e a partire dalle loro rivendicazioni anche i pensionati e le pensionate, dentro la più grande transizione demografica che la storia abbia conosciuto, e che quindi cambierà anche la condizione dei giovani, quella condizione di trasformazione demografica, possono costruire insieme delle cose. La difesa della Costituzione continua a essere fondamentale per mantenere viva la democrazia. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.